Benvenuti. Continua la nostra serie di ACDC in 4 puntate dedicata ai vichinghi e continua con il secondo episodio che si intitola 100 giorni a Parigi. Raccontiamo l'aggressione dei vichinghi all'impero che era stato di Carlo Magno e che sotto i suoi deboli successori si rivela incapace di difendersi da questa aggressione. In realtà i vichinghi erano comparsi all'improvviso sull'orizzonte dell'Europa cristiana già durante la vita di Carlo Magno. Nel 793 avevano distrutto a sorpresa il monastero di Lindisfarne su un'isola al largo delle coste inglesi. Nessuno sapeva chi fossero questi nemici che arrivavano, colpivano e scomparivano. Poi si era capito che venivano dalla Scandinavia e una delle ultime guerre di Carlo Magno è proprio un tentativo di intimidirli, facendo la guerra al re di Danimarca. Quando Carlo Magno muore nell'814 la minaccia non si è ancora veramente concretizzata. Ma appunto, sotto i nipoti e i pronipoti di Carlo Magno l'impero si divide, si lacera, sprofonda nella guerra civile. Non è più capace di difendere le sue popolazioni dall'aggressione dei barbari, dei pagani, come dicono loro, che vengono dal nord. I vichinghi risalgono i fiumi, sono in grado di attaccare, di colpire anche nell'interno e a un certo punto, è l'episodio cruciale di questa puntata, a un certo punto, risalendo la Senna, arrivano ad assediare Parigi e se ne vanno solo dopo aver riscosso un grossissimo riscatto per non saccheggiare la città. A proposito dei vichinghi, continuano a arrivarci le vostre domande e noi, come sempre, ne abbiamo scelta qualcuna per provare a rispondere. Chiede Marica: i vichinghi erano sanguinari razziatori o abili commercianti? È una domanda che ha molto senso perché, come dire, ogni società ha tanti risvolti e parlando dei vichinghi da sempre gli storici si sforzano di sottolineare che appunto i loro viaggi non erano esclusivamente destinati alla razzia, al saccheggio, alla devastazione. I vichinghi, se ne avevano l'occasione, commerciavano. Ben inteso, fino a un po' di tempo fa commerciare era una bella cosa e non ci si preoccupava troppo della materia commerciata. Se oggi dico che i vichinghi commerciavano, per esempio, moltissimo in schiavi, ecco, con la nostra sensibilità attuale magari anche il mito del vichingo comincia a incrinarsi e forse qualche monumento ai vichinghi che magari si trova nell'Europa del Nord potrebbe anche essere, come dire, rimosso a questo punto. Commerciavano in schiavi, certo, e commerciavano in pellicce e nell'ambra del Mar Baltico, del Mare del Nord, ma commerciavano quando capitava, quando incontravano troppa resistenza, erano duttili. Però quando di resistenza non ne incontravano, non è che commerciavano, prendevano tutto quello che volevano. E qui bisogna sottolinearlo di nuovo. Noi abbiamo questa immagine romantica del bel guerriero biondo, barbuto, con le trecce, virile, che per qualche motivo la sensibilità del nostro tempo continua a trovare affascinante. Questi erano gente che si aggirava per la campagna in bande, trovavano una fattoria, la aggredivano di notte, facevano a pezzi, a colpi d'ascia tutti gli abitanti, uomini, donne, bambini. Non erano esattamente, come dire, per quanto fossero spiritosi e amanti della poesia, non erano esattamente gente che a noi piacerebbe incontrare. Però non c'è niente da fare, la mitologia nel nostro immaginario alla fine prevale sempre. Buona visione. Questa è la storia di un popolo che ha attraversato l'oceano. È la storia di un lungo e pericoloso viaggio che ha trasformato intere società e influenzato la politica, i commerci, la cultura e la religione. È la storia dei vichinghi e di come hanno cambiato il mondo. Molti ricordano i vichinghi solo come pirati e saccheggiatori. Ma è davvero questa la loro storia? Il processo di conversione della Scandinavia al cristianesimo è una lunga storia.
Erano esperti commercianti perché erano abili esploratori. Andavano lontano a prendere quello che cercavano. In questa serie indagheremo a fondo sui vichinghi per capire chi erano veramente. E la verità sarà sorprendente. Alla fine dell'VIII secolo, gli scandinavi prendono la via del mare in cerca di una vita migliore, razziando e depredando e diventando quelli che noi oggi conosciamo come vichinghi. A bordo delle loro caratteristiche navi, iniziano a seminare devastazione lungo le coste dell'impero dei Franchi, saccheggiando villaggi e monasteri. Ma anche se diventeranno presto noti per le violente incursioni in terre straniere, i loro primi attacchi contro i Franchi non hanno successo. Le difese dei Franchi costruite da Carlo Magno si rivelano molto efficaci e impediscono ai vichinghi di risalire i grandi fiumi e di avanzare nell'entroterra. Quindi, come sono riusciti i pagani vichinghi a penetrare nel regno cristiano dei Franchi? Per rispondere alla domanda dobbiamo scoprire di più su Carlo Magno e sui primissimi attacchi vichinghi contro il suo regno. Carlo Magno è una figura chiave del Medioevo europeo. È uno dei sovrani più influenti che il continente abbia mai conosciuto. Il suo impero comprende non solo l'attuale Francia, ma anche l'odierna Germania occidentale, l'Italia del Nord, la Svizzera e l'Austria. L'imperatore Carlo Magno era un sovrano incredibilmente potente e durante il suo regno ha ampliato in modo considerevole i confini del suo impero verso nord, in quella zona della Scandinavia meridionale che oggi conosciamo come Danimarca. Carlo Magno voleva diffondere il cristianesimo e unire il regno. Non tutti i vichinghi accolsero bene quest'idea. Avevano le loro credenze e non volevano che il cristianesimo gli fosse imposto solo per volere di un re. Per loro, quali dei adorare era una questione personale, non di potere politico. Si pensa che il modo in cui Carlo Magno agiva, non solo portando avanti conquiste militari, ma anche cercando di convertire il maggior numero possibile di persone con la forza, possa aver avuto come risultato dei massacri su vasta scala. E questo fatto avrebbe in qualche modo generato in Scandinavia la percezione che fosse necessario colpire il mondo cristiano. Per questo le prime incursioni vichinghe a volte sono state presentate quasi come una crociata pagana. Ma ritengo che questo non sia stato un elemento determinante. Il fatto è che in quel periodo, in Scandinavia, la società stava cambiando profondamente e c'erano in gioco numerosi fattori di ordine sociale, politico, economico e ideologico.
Ma non credo che siano state le azioni di Carlo Magno per espandere il suo impero a fornire ai vichinghi la spinta decisiva per quelle incursioni. Carlo Magno è noto per la sua accesa fede cristiana e non tollera la presenza di pagani nel suo impero. In effetti prova a più riprese a convertire con la forza altre popolazioni. Tra questi i Sassoni, la cui religione pagana presenta forti somiglianze con le credenze dei vichinghi. Ad esempio, il più importante simbolo religioso dei Sassoni era l'albero sacro Irminsul, paragonabile all'albero Yggdrasil, importante simbolo delle religioni nordiche in Scandinavia. Già all'epoca la Frisia era molto legata alla Danimarca, soprattutto attraverso gli scambi commerciali, ed era fisicamente molto vicina alla Scandinavia meridionale. Tra l'VIII secolo e l'inizio del IX, anche la Sassonia venne sottomessa e annessa al regno dei Franchi. Queste due terre, Frisia e Sassonia, erano terre non cristiane e di conseguenza, entrando a far parte dei domini franchi, furono cristianizzate. A lungo l'impero dei Franchi subisce le continue incursioni dei Sassoni. Ma nell'anno 772 Carlo Magno decide di rispondere e attacca la Sassonia. E non cerca solo vendetta. Vuole costringere i Sassoni ad abbandonare le loro credenze pagane e a convertirsi al cristianesimo una volta per tutte. Un servitore di Carlo Magno, il monaco e studioso Eginardo, redige la biografia dell'imperatore, Vita et Gesta Caroli Magni, ossia Vita di Carlo Magno. Nella biografia Eginardo scrive: l'ultima guerra che Carlo intraprese fu diretta contro quei normanni che sono detti danesi. Dopo aver praticato in un primo tempo la pirateria, essi presero con una flotta più ampia a devastare le coste della Gallia e della Germania. Si riferisce ovviamente ai vichinghi. Dal punto di vista bellico, quando i vichinghi giunsero nel regno dei Franchi, tra l'VIII secolo e l'inizio del IX, non ebbero molto successo. Credo che ciò sia dovuto principalmente alla presenza di un forte potere politico, rappresentato e gestito da Carlo Magno. Inoltre, il controllo militare su tutto il regno era stabile e ben consolidato. Carlo Magno aveva istituito un sistema di difesa sulle coste del Regno dei Franchi. Aveva ordinato non solo la costruzione di una flotta che scoraggiasse i pirati, ma anche la formazione di una sorta di guardia costiera. Dei gruppi armati di sorveglianza che avevano il compito di intercettare eventuali minacce in arrivo dal mare e di arrestarne l'avanzata sulle spiagge. All'inizio del IX secolo questo sistema sembrava funzionare bene. Nell'820 ci fu una piccola incursione sulle coste dei Franchi. I vichinghi tentarono a più riprese di risalire i fiumi per darsi al saccheggio e ogni volta furono respinti da questa guardia costiera.
Quando i vichinghi iniziano ad attaccare il regno, Carlo Magno, che ha condotto lunghe guerre contro genti di altre fedi, è determinato a impedire che dei predoni pagani invadano i suoi domini. Le battute d'arresto iniziali spingono alcuni capi vichinghi a desistere dall'attaccare l'impero dei Franchi per dedicarsi a obiettivi più facili. Il re danese Godfred è uno di questi potenti uomini che decidono di dirigersi verso altre destinazioni. Altri vichinghi prendono strade diverse. Il fratello minore di Godfred, Halfdan, sceglie di non seguire l'esempio di suo fratello e si allea con Carlo Magno, divenendo l'emissario danese presso l'imperatore franco. Per qualche tempo, le violente incursioni vichinghe contro i Franchi sembrano cessare del tutto. In questo periodo, i vichinghi si conquistano in tutta Europa la fama di pirati sanguinari sempre pronti a fare razzie. Ma i loro viaggi in terre lontane dalla Scandinavia portano anche a un aumento dei commerci. Vicino agli estuari o alle coste marittime o lungo itinerari frequentati, la gente si riuniva per fare commerci di vario tipo e alla fine quei luoghi diventarono avamposti commerciali. Sul mare del nord emersero dei centri di produzione e di commercio. Nella Britannia anglosassone venivano chiamati Vic e intrattenevano continui rapporti commerciali tra di loro. Nell'Europa nord-occidentale, questi centri erano uno snodo per lo scambio di merci su lunghe distanze. Vi erano anche centri di produzione artigianale, dove si creavano diversi tipi di oggetti. Oggetti ricavati da ossa e corna di cervo, come pettini, ma anche oggetti di metallo e gioielli di rame, bronzo e leghe metalliche varie. Le merci scandinave erano molto richieste in Europa. C'erano pelli, pellicce, pesce in salamoia. Dal nord arrivavano zanne di tricheco manufatti in corno o in osso, miele e persino l'idromele, che era considerato un prodotto molto esotico. Oggi possiamo ipotizzare che i vichinghi fossero abili artigiani in grado di creare manufatti e venderli sul posto. La produzione di gioielli era molto diffusa. Costruivano pettini e vari altri utensili ricavandoli da corna di animali. I vichinghi erano ottimi falegnami e costruttori di botti. Costruivano botti non solo per venderle, ma anche per trasportare le merci, e lo stesso con i vasi di ceramica. Anche la produzione tessile era sviluppata. Questi empori erano di ritrovo di una grande varietà di artigiani e così diventarono dei crocevia che riunivano genti diverse da tutta l'Europa. C'erano delle locande, dei divertimenti con cantanti e bardi e di certo c'erano anche dei bordelli. Ma si trovava anche gente comune, che viveva lì con la propria famiglia, gente che viveva di commercio. Venivano prodotti manufatti artigianali in grandissimo numero e varietà, ma questo rendeva necessario l'accesso a tutte quelle materie prime che servivano ad alimentare la produzione.
Questo implicava che le varie reti di scambio non erano più soltanto reti commerciali, ma fungevano anche da reti di distribuzione per quelle risorse. Si tratta di un fenomeno riscontrabile in Scandinavia fin dall'VIII secolo, quando le materie prime venivano portate, ad esempio, dalla Norvegia alla Danimarca per la fabbricazione di certi oggetti. Inoltre, questo rappresentava la nascita di un nuovo modo, dopo l'agricoltura, di sfruttare le materie prime e suscitava l'interesse politico di gruppi di potere che vedevano nella possibilità di controllare l'estrazione e la distribuzione delle materie prime un modo per arricchirsi. Con le loro scorrerie, i vichinghi hanno accesso anche a un'altra merce che comprano e vendono in molti mercati. Quello degli schiavi era un commercio fiorente. Al mercato degli schiavi era possibile comprare artigiani esperti, belle donne, uomini che possedevano conoscenze utili, come chierici istruiti o monaci che potevano aiutare un re o un capo tribù ad accrescere le proprie conoscenze o a guadagnare una migliore reputazione. Essi potevano anche trasmettergli conoscenze e informazioni che la gente comune non aveva. Possedere un sapere riservato a pochi era fonte di potere e lo si poteva acquisire comprando gli schiavi giusti con le giuste competenze. Questi empori erano luoghi importanti, sia per lo scambio di merci, sia per lo scambio di idee. Per i governanti era essenziale mantenerli sotto il loro controllo. Sappiamo che i commercianti dovevano pagare dei tributi a coloro che controllavano questi empori. Se si voleva aprire una bottega o un negozio, c'erano delle tasse da pagare per poter svolgere quell'attività. Era un'ottima fonte di guadagno per un capo tribù o un sovrano, un flusso costante di entrate dall'emporio. Chi frequenta questi empori si occupa per lo più di commerci pacifici. Con lo sviluppo del commercio, gli empori crescono in fretta e cresce anche la loro importanza politica. Diventano presto centri di potere politico e punti strategici il cui controllo è prioritario. Di conseguenza, i conflitti tra i vichinghi e i franchi si riaccendono. Nell'anno 808 il grande emporio di Rerik viene attaccato a sorpresa dal re danese Gudfred. Rerik era una città-emporio situata in una regione che, tra la fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo, era controllata da una popolazione slava, gli Obodriti. Nel contesto delle guerre tra i Franchi Carolingi e i Sassoni, gli Obodriti erano alleati dei Carolingi, mentre sul fronte opposto, in Danimarca, c'era re Gudfred e lui invece era schierato con i Sassoni. In Danimarca, durante il suo regno, Gudfred mette in atto una strategia per consolidare il potere. Un gesto che, almeno in parte, poteva essere motivato dalla preoccupazione per i crescenti contatti ostili tra i danesi e i carolingi. Da diverse fonti scritte ritrovate nel tempo, sappiamo che nell'anno 808 re Gudfred diede disposizione di attaccare e di radere al suolo
la città di Rerik. La distruzione di Rerik fu una delle ripercussioni della politica di espansione dei Franchi nell'Europa settentrionale e orientale. Rerik procurava entrate piuttosto significative, sotto forma di tasse. E questa sembra essere stata una delle ragioni per cui Gudfred ne ha ordinato la distruzione. Perché se la città era controllata dagli Obodriti, distruggerla sarebbe stato un modo per impedire ai nemici di godere di quei notevoli guadagni economici. Gudfred catturò numerosi commercianti e artigiani perché in questi empori se ne ritrovavano in gran numero. Li prese con sé e li condusse in un luogo vicino a quello che oggi è il confine tra Danimarca e Germania, nei pressi di Sliastorp, e li introdusse al nuovo grande emporio che stava creando. Laggiù aveva il controllo su queste persone, artigiani e commercianti specializzati, capaci di produrre grandi guadagni che potevano essere tassati, accrescendo così la sua ricchezza e il suo potere. Ma era anche un forte messaggio per i Carolingi. Gudfred, il re danese, è un potere con cui bisogna misurarsi e ora ha l'influenza e la forza per portare settori del commercio del Mare del Nord, del Baltico e dell'Atlantico sotto il suo diretto controllo. Inoltre è documentato che nello Jutland meridionale abbia fatto costruire una enorme fortificazione lineare chiamata Danevirke. C'era una recinzione costituita da pali di legno ed era lunghissima. Misurava circa 30 chilometri. In aggiunta erano stati scavati numerosi e profondi fossati per rendere difficile qualsiasi attacco. Secondo alcuni ritrovamenti archeologici, con buona probabilità questa struttura era già esistente durante il regno di Gudfred, perciò lui potrebbe averla semplicemente rinforzata. Ciò nonostante, questo indica che doveva avere un forte controllo non solo su un ampio bacino di risorse naturali, ma anche su una consistente forza lavoro. E ci suggerisce che Gudfred avesse una sfera di influenza così ampia e un potere politico così centralizzato da permettergli di utilizzare non solo i suoi numerosi sottoposti, ma forse anche numerosi individui della popolazione civile. All'inizio del IX secolo, sotto il regno di Gudfred, la Danimarca non era un territorio unificato. Non era lo stesso regno di Danimarca che è oggi, o che era durante il Basso Medioevo, con frontiere ben definite e un unico sovrano che governa su tutta la nazione. Più che altro, c'erano numerose entità politiche regionali nella parte orientale e occidentale del paese, che molto probabilmente erano impegnate in continui conflitti tra loro, anche se non abbiamo riferimenti chiari a questo riguardo. Invece, a essere ben documentati, sono i conflitti che riguardano Gudfred e i suoi rivali pretendenti al trono, che si trovavano per lo più nella parte occidentale dello Jutland. Il sacco e la distruzione di Rerik sono una chiara provocazione del re danese nei confronti di Carlomagno. Tra i due schieramenti si cerca un accordo ma senza risultati concreti. È a questo punto che Carlomagno stabilisce una guarnigione permanente a nord del fiume Elba.
Medita vendetta. E quando il re danese arriva con centinaia di navi per assaltare le coste della Frisia, Carlo Magno riunisce le sue forze per contrattaccare. Ma poco prima dell'attacco dei Franchi accade qualcosa. Un messaggero raggiunge l'imperatore. Godfred è stato ucciso da una delle sue guardie del corpo. Quando Godfred muore nell'810, la Danimarca è lacerata da aspri conflitti interni e le élite danesi vengono trascinate nella lotta per la corona. Ma i conflitti danesi sono cosa da nulla a confronto di quello che accade solo 4 anni dopo, quando nell'814 Carlo Magno, il grande imperatore dei Franchi, muore. Aveva regnato per 46 anni, durante i quali aveva creato un solido impero cristiano, ben organizzato per affrontare la minaccia vichinga. Che succederà ora che lui non c'è più? Dopo la morte di Carlo Magno sale al trono Ludovico il Pio. Aveva 4 figli e voleva che ciascuno di loro ereditasse un dominio su cui regnare. Così provò a dividere l'impero. È facile intuire che da qui nacquero i problemi. Alla morte di Ludovico, tra i fratelli esplose una guerra civile. Ognuno voleva il trono e quanta più terra possibile. Questo fece sì che i fratelli consumassero tutte le risorse del regno per lottare tra loro, invece di utilizzarle per difendersi dalle incursioni vichinghe. L'instabilità che si era sviluppata nel continente per la successione di Ludovico il Pio aprì una breccia in quel sistema difensivo che in passato era sempre stato efficace. Dopo la morte di Carlo Magno, il sistema di difesa non fu più curato. Con la morte di Ludovico il Pio e la frammentazione dell'impero dei Franchi, arrivò un periodo di instabilità e di grandi mutamenti territoriali. Di conseguenza, l'organizzazione militare che in passato aveva contraddistinto il dominio dei Franchi, specialmente sotto Carlo Magno, perse notevolmente efficacia. Un'altra conseguenza fu che i gruppi di potere, nei 3 regni dei Franchi risultanti dalla suddivisione dell'impero, furono forzati a consolidare il loro controllo su quei territori. Pertanto si concentrarono più sulle vicende interne e sulle negoziazioni in corso tra i 3 regni, che sulla difesa da minacce esterne. Così si venne a creare un insieme di circostanze perfette per i gruppi di predoni vichinghi per iniziare non solo a razziare le coste, ma anche ad avanzare nell'entroterra e seminare il caos. Ed è proprio ciò che leggiamo nelle cronache dell'epoca. I Carolingi avevano un sistema difensivo ben sviluppato che, in teoria, avrebbe dovuto contrastare questi attacchi. I sovrani potevano radunare grandi eserciti, spesso anche con poco preavviso, ma allo stesso tempo avevano grosse difficoltà nel farlo, semplicemente perché non potevano sempre contare sull'appoggio dei loro magnati. I governanti locali potevano allearsi con i vichinghi e ricevere la loro assistenza durante la guerra civile. In cambio offrivano loro ospitalità durante l'inverno o permettevano loro di usare liberamente le risorse del posto. I vichinghi potevano assumere il ruolo di ambasciatori e collaboratori in molti modi diversi. Se vedevano un'opportunità di guadagnare, la coglievano. Non erano vincolati da regole che dettassero loro cosa fare o non fare quando si trovavano in terra straniera. Ma capirono in fretta che nei regni franchi c'era molto da guadagnare. C'erano ricche città, grandi centri commerciali, chiese e monasteri. Mentre i Franchi sono impegnati nella guerra civile,
I vichinghi riescono finalmente a superare le loro difese e risalire i grandi fiumi. In cerca di oro, di gloria e di terra, si addentrano nell'impero dei Franchi come non hanno mai fatto prima. I vichinghi erano guerrieri molto feroci. Quando non catturavano schiavi, uccidevano o saccheggiavano. Spesso esigevano un pagamento per non devastare le città. Esigevano grosse quantità di oro o di argento per risparmiare una cittadina o una parte di costa. E questo era il modo di razziare di gran lunga migliore. Non dovevano neanche combattere. Dovevano solo dire pagateci e vi lasceremo stare. I pagamenti più consistenti erano chiamati geld. Un esempio è il Danegeld, quando gli inglesi pagarono una grossa somma in oro e argento per far cessare le incursioni vichinghe. E le incursioni vichinghe per un breve periodo cessarono. I Geld potevano mantenere la pace per qualche anno, ma poi i vichinghi tornavano inevitabilmente pensando «è gente che paga, quindi ci ritorniamo». Una mossa astuta e proficua per i vichinghi. Per le popolazioni che avevano pagato, un po' meno. Va sottolineato che non si trattava di un tentativo concertato di estorcere denaro o terre ai carolingi o a qualsiasi altra società con cui i predoni si scontravano. Erano piuttosto iniziative indipendenti di piccoli gruppi che perseguivano ciascuno il proprio interesse. Dobbiamo pensare a gruppi con obiettivi individuali, i quali venivano perseguiti da ciascun gruppo a modo proprio, senza una reale strategia condivisa. Nel marzo dell'845 un'imponente flotta vichinga danese di 120 navi risale la Senna fino a Parigi. Il nuovo re, Carlo il Calvo, ha provato a respingere i vichinghi con il suo esercito, ma ha fallito. Parigi ha un'alta cinta muraria di epoca romana e in città ci sono diverse chiese dentro le mura, ma anche fuori, sulle rive della Senna. 2 ponti portano alla città e sulla terraferma questi ponti sono difesi da alte torri di pietra. I vichinghi stringono la città d'assedio e il re franco, Carlo il Calvo, è alla fine costretto a pagare un grosso riscatto in oro e argento per la sua città. Quando i vichinghi entrarono nei regni franchi via fiume e strinsero alleanze con i regnanti del luogo, venne data loro l'opportunità di stabilirsi sulla terraferma, almeno per un periodo, e quindi non furono costretti a tornare a casa per l'inverno. In precedenza dovevano salpare in primavera,
saccheggiare e commerciare durante l'estate, ripartire in autunno e passare l'inverno a casa. Ma quando poterono trascorrere l'inverno nei regni franchi, la situazione cambiò radicalmente. Erano molto meno vincolati dal clima delle stagioni. Potevano iniziare a muovere guerra e fare commerci molto in anticipo rispetto a quando erano in Scandinavia. E potevano intrattenere rapporti con i residenti. Fu così che i vichinghi iniziarono a emigrare e stabilirsi altrove. Dopo gli eventi in Danimarca, sempre più persone lasciano la Scandinavia e salpano verso altri paesi. Non sono soltanto i guerrieri in cerca di oro e gloria a partire. Ci sono anche famiglie con donne e bambini, e a volte il viaggio è molto lungo. I vichinghi emigrarono e si trasferirono in molte parti d'Europa, specialmente verso nord, le isole Faroe, l'Islanda e infine la Groenlandia. Vasti territori vennero conquistati o ripopolati dai vichinghi. Arrivarono anche in Scozia, Irlanda e Inghilterra. Le guerre civili dei Carolingi danno modo ai vichinghi di restare in quelle terre per periodi molto più lunghi. Traggono vantaggio dalle divisioni interne e riescono a trascorrere l'inverno in diverse regioni in Inghilterra e nei regni dei Franchi. Ma la vita in esilio in un accampamento invernale è dura. Quasi tutte le informazioni che abbiamo oggi dall'Europa continentale si limitano alle fonti storiche. Conosciamo i luoghi in cui i vichinghi si stabilivano temporaneamente, però dal punto di vista archeologico è difficile identificare quei siti. Ma in Inghilterra, di recente, sono state condotte ottime ricerche archeologiche e sono stati scoperti, almeno finora, 2 accampamenti invernali. In sostanza, quando le forze vichinghe operavano sul campo per lunghi periodi, spesso trascorrevano l'inverno sistemandosi in qualche tipo di insediamento temporaneo. Se parliamo dell'Europa continentale, ci sono insediamenti vichinghi sull'isola di Noirmoutier, ad esempio, ma anche su alcune isole sulla Senna. Una tra tutte, Jeufosse, una piccola isola a valle di Parigi. In quei luoghi c'erano gruppi molto diversi dalle prime bande di razziatori. Non erano solo individui che agivano opportunisticamente, ma grosse comunità che contavano forse migliaia di individui e che si muovevano in quei territori per lunghi periodi. Al contrario dei primi razziatori che compivano incursioni stagionali, questi gruppi si fermavano in quelle terre che oggi sono la Francia e l'Inghilterra per anni, a volte anche decenni. Ciò che non sappiamo di preciso di questi accampamenti è come fossero costruiti.
ma ci sono prove certe della loro presenza in quei luoghi. Ci sono prove di produzione metallurgica, di artigianato e di commercio. La particolarità di questi siti è che spesso vengono scoperti grazie all'utilizzo dei metal detector. Quindi c'è una preponderanza di frammenti di gioielli, di monete, di lingotti d'argento, che attestano che in questi luoghi venivano trattate grandi quantità di bottino e si facevano molti commerci. La vita quotidiana in quegli accampamenti era molto semplice, spartana. Tutte le strutture presenti erano temporanee. Non c'era ombra di costruzioni solide, né di edifici ben progettati. Erano, come suggerisce il nome, accampamenti, degli insediamenti di fortuna. Il freddo e l'umidità erano una costante, anche se indossavano vari strati di lana, cosa molto probabile, e riempivano le calzature con la paglia, soffrivano continuamente il freddo. Durante l'inverno i loro indumenti non erano mai asciutti, così come le coperte con cui si coprivano di notte. Anche le loro tende non erano mai asciutte. Se portavano animali con loro, come i cavalli, avevano bisogno di acqua per abbeverarli e la terra da pascolo, per quanto migliore di quella in Scandinavia, era comunque scarsa. È probabile che negli accampamenti la mortalità fosse piuttosto elevata. Una cosa molto interessante che si è scoperta di recente è che vi erano anche delle donne e dei bambini a condividere quegli accampamenti insieme ai vichinghi. Ma chi erano? Anche loro venivano dalla Scandinavia? Facevano anche loro parte dell'armata in movimento? Oppure erano dei prigionieri catturati durante un'incursione e destinati a essere venduti come schiavi? E le donne? Erano destinate a diventare concubine dei vichinghi? Oppure erano diventate loro compagne a pieno titolo? È ancora un mistero. Il materiale archeologico esaminato finora negli accampamenti in Inghilterra dà a intendere che si trattasse di un esercito in marcia. Gli oggetti trovati forniscono prove conformi all'ipotesi di una piccola comunità militare in continuo movimento. A Torksey, ad esempio, c'è un ampio sito che si estende per diversi ettari, ricco di reperti archeologici. Si tratta per lo più di oggetti metallici, dato che lo studio condotto era basato su oggetti ritrovati grazie all'impiego dei metal detector. L'abbondanza di ritrovamenti suggerisce che c'era produzione di manufatti, ma soprattutto c'era attività commerciale.
Il sito di Torksey risale all'870, un periodo in cui la grande armata vichinga si spostava attraverso i territori anglosassoni. Un aspetto interessante di questi siti è ciò che essi determinano nella nostra percezione dei successivi insediamenti in Inghilterra e nell'impero carolingio. Se accettiamo l'ipotesi che queste grandi forze vichinghe comprendessero numerosi gruppi autonomi che si univano e cooperavano per breve tempo, potremmo dire che in questa fase avviene la formazione di quelle che spesso chiamiamo armate, ma che in realtà erano società itineranti con politiche di governo. E studiare le condizioni di vita di quei primi accampamenti può farci capire com'erano le condizioni negli insediamenti successivi in Inghilterra e nell'impero carolingio, perché forse quella era la prima volta che così tanti gruppi si univano in quel modo per abitare nello stesso luogo. Morto Carlo Magno, nell'impero la guerra civile infuria e le difese costiere non possono essere preservate. I vichinghi hanno via libera per andare in cerca di oro, gloria e terre. Intanto anche la Danimarca è in tumulto. Oltre ai soliti avventurieri, anche altri vanno in esilio in cerca di nuove opportunità. Durante il IX secolo, quando i vichinghi riescono ad addentrarsi nelle terre dei Franchi, le loro tattiche mutano. Dal saccheggio di piccoli monasteri all'assalto di grandi città come Parigi. Una strategia frequente consiste nel tenere in ostaggio una città, costringendola a pagare un riscatto di solito in oro e argento. Nonostante l'instabilità dell'impero in questo periodo, i vichinghi non riusciranno a mantenere la posizione. Presto la resistenza ricomincerà e il nuovo imperatore ricostruirà le sue difese, comprese quelle lungo la Senna, evitando altri attacchi contro Parigi. Negli anni seguenti i vichinghi punteranno invece alle isole britanniche, ma solo momentaneamente. La partita con i Franchi è ancora aperta. Quando torneranno lo faranno con un nuovo scopo: integrarsi appieno nella loro società. E per raggiungere lo scopo sono disposti a qualsiasi cosa.